Usavano esplosivo da cava, molto più potente dell'acetilene. Hanno fatto scoppiare 41 bancomat in 13 mesi. Tutto è cominciato a Scaltenigo, nel veneziano, nel febbraio dell'anno scorso. Stanotte gli arresti dei carabinieri ai danni di 12 persone per associazione per delinquere. L'arma ha operato con 150 uomini, 4 cani, artificieri e un elicottero. 9 fermati sono veneti, 3 romagnoli. I capi del gruppo erano i veneziani della Riviera del Brenta, Maurizio Bettio, 55 anni, e Luciano Conte, 56, e i rodigini di Portoviro Daniele Antico, 59 anni, e Pietro Angelo Scarpa, di 48. Un'età media piuttosto alta per dei rapinatori. Alcuni di loro infatti hanno una lunga sfilza di precedenti. Dei veri professionisti che eseguivano accurati sopralluoghi di giorno, poi agivano di notte, sempre in 3. Oscuravano le telecamere, inserivano nello sportello dei bancomat dal quale escono le banconote una scatola metallica con dentro l'esplosivo che poi facevano saltare a distanza. Per non farsi intercettare usavano numerose precauzioni. Devo dire che le precauzioni che hanno utilizzato non sono valse però a rimanere impuniti. Hanno usato le cose classiche, non utilizzavano i propri cellulari che lasciavano a casa, avevano creato una rete virtuale di cellulari che chiamavano solamente tra di loro, che erano intestati a dei prestanome, utilizzavano durante le operazioni nemmeno quei cellulari che usavano prima delle fasi operative, utilizzavano delle radio. Per seminare eventuali pattuglie all'inseguimento avevano chiodi in ferro che tenevano in auto insieme a una pistola. Il resto degli arrestati, Padovani Moreno Voltan e Michael Garofolin, sono accusati di avere procurato ai capi della banda detonatori ed esplosivo. 2 rodigini di avergli venduto una pistola con matricola a brasa e una scacciacani, mentre 2 insospettabili anziani del Ferrarese avevano il compito di tenere nel giardino di casa sotto un telo le auto di grossa cilindrata che usavano per fuggire dai luoghi delle esplosioni. Una donna di Portoviro è obbligata a presentarsi tutti i giorni dai carabinieri, doveva spendere le banconote bruciacchiate dalle esplosioni. Le indagini sono state condotte dalla compagnia carabinieri di Chioggia, 41 i botti ai bancomat esplosi dalla banda tra Veneto e Romagna. Tra soldi asportati dai dispenser e strutture rovinate, il gruppo ha causato danni per 2 milioni di euro.